Veramente le difficoltà, crisi, problemi è una benedizione per noi. Tante volte noi pensiamo che le difficoltà e le crisi non servono, no. È Dio che ti dà, è Dio che ti offre e sono le opportunità. Nós stiamo lavorando in questo periodo, sono 5 messaggi che paragonando una metafora do senso della vita cristiana come un albero. Domenica scorsa abbiamo parlato del seme, la semente, il seme. E che cosa è necessario fare? Morire. Senza la morte del seme non può avere vita. Per germogliare deve morire. Io come cristiano só posso portare vita intorno a me se c'è la mia morte. Se non c'è la mia morte, non c'è vita intorno a me. Quello cristiano che vive pensando soltanto in sé, il suo modo di pensare, il suo modo di agire, nós stiamo portando morte intorno a noi. Ma quando eu comincio a morire per me stesso, eu comincio a portare vita intorno a me. Perciò la caratteristica fondamentale del seme della nostra vita è morire. E só possiamo continuare a essere questa pianta, questo cristiano, se c'è questa base che è la morte. E adesso viene il secondo passo. Dopo la semente, il seme viene la radice. E la radice che cosa significa? Due cose importanti la radice. Fa vivere, ma perché? Nutrimento, la radice che comincia a mangiare. Ma la radice anche c'è un'altra caratteristica. Adesso con tanta tempesta qua, che? É che mantiene e sostiene la pianta. E è interessante, sono due caratteristiche della radice che noi dobbiamo imparare nella nostra vita. È un mangiare, nutrirsi, ma anche il senso di stabilire una vita salda, una vita sicura. Perciò è importante approfondire la nostra vita e crescere in questo senso. Io leggerò velocemente qua il testo della parabola del seminatore. Já abbiamo predicato 2 mesi fa più o meno su questo. Eu ho tolto un po' un testo per lasciare sicuramente su quello della radice. Matteo 13, 1 a 9, dopo 18 a 23. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare, e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Ele insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava una parte del seme cade lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cade in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata, e non avendo radici inaridì. L'altra cade tra le spine crebbero e la soffocarono. L'altra cade sulla buona terra e apportò frutto, dando a 160 a 30 per uno. Chi ha orecchio oda. Versetto 18. Voi dunque ascoltate cosa significa la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la compreende, viene un maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza, con gioia, però non ha radice in sé e è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che odia la parola e poi in impegni mondani, inganni della ricchezza, soffocano la parola e rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che odia la parola e la comprende e li porta del frutto, e così uno rende a 100, l'altro a 60 e l'altro a 30. Soltanto con radici profonde e soltanto con difficoltà e soltanto con la mancanza di quello che vogliamo possiamo sopravvivere. Avete capito? Io só posso sopravvivere con un cristiano quando quello che io desidero manca. Io só posso sopravvivere come cristiano quando manca qualcosa nella mia vita. Perché è di là che io devo cercare le cose più profonde. Eu non so se nella chiesa ho già fatto un paragone, quando noi abbiamo 2 alberi, 2 mute, 2 pianta piccola, e abbiamo quelle 2 pianta piccola e una noi cominciamo a annaffiare tutti i giorni. E l'altra annaffiamo una volta alla settimana, una volta ogni mese.
Quale che cresce più veloce? Quella che è stata annaffiata tutti i giorni. E quella che annaffiamo ogni tanto cresce molto lentamente. Quale che si diventa più bella, veloce? È questa. E questa cresce molto lentamente. E non è bella. Ma quando viene le difficoltà, una tempesta, quale che cade? È questa. E quale che sopravvive? È questa. Perché? Perché la radice è più profonda. La pianta ha una caratteristica molto interessante. La radice è pigra, come ogni cristiano è pigro. Perché se c'è acqua nella superficie, la radice non va giù. Perché è pigra. Perché se c'è tutto qua sopra, va bene qua, è benissimo per me. Non ce l'ho difficoltà, rimango qua. Una pianta che non c'è l'acqua vuole sopravvivere. Perciò va a cercare nel luogo più profondo l'acqua. E così comincia a creare sostegno, base, struttura per se stessa. E non importa se ci sono le pietre, si svia di quella pietra e va no più profondo. Allo stesso tempo che sta andando più profondo e creando base, está mangiando il cibo più importante. Conosce qualche filho che la mamma dà tutto a lui? Conosce qualche filho che ha il biberone fino a non so quanti anni di età? Quando viene la prima difficoltà, quello figlio entra in crisi e non sa risolvere nessun problema. Conoscete qualcuno o no? Io conosco tanto. Perché la mamma ogni giorno, povero do mio figlio, biberone, povero do meu filho, biberone, povero do meu filho, e o filho não cresce. E o filho não matura. E o filho non va nelle situazioni più profonde, nelle difficoltà più grandi a cercare le acqua o sostegno. Perciò l'importanza della vita è impedire di dare alle persone quello che vogliono. Ma pastori, non è così. È così. Quando un bambino, quando un credente neonato comincia a soffrire qualcosa, tu sai che lui deve cercare un modo più profondo. E comincia a dare la base. Noi dobbiamo stare attenti per non morire, non fare che muoia quella pianta. Ma noi non possiamo offrire tutto quello che la pianta vuole. Noi non possiamo dare tutto quello che la persona vuole, altrimenti non sarà una persona matura. Altrimenti quando viene la difficoltà, che cosa succede? Non sa come risolvere. Non sa crescere. Non sa imparare nella difficoltà. Perché è sempre stata insegnata a avere tutte le cose alla portata di mano. È Dio che ti offre le difficoltà. È Dio che ti offre la crisi. È Dio che ci toglie tante cose che noi vogliamo. E quando manca qualcosa, qual è il primo sentimento umano? Lamentele. Mi manca questo, mi manca quello, questo mi... E la persona non è grata davanti alla crisi. Nel momento della disoccupazione tu ringrazia Dio. Nel momento che ti manca soldi tu ringrazia Dio. Nel momento che ti manca qualcosa tu ringrazia Dio. Tu riesci a adorare a Dio nel momento di una crisi. Grazie Isa, perché nel momento che tu hai fatto cantare quella musica, cantare con gioia. E è interessante di percepire tutti i personaggi biblici che hanno creato una storia di fede, una storia di eroi, loro hanno vissuto grande esperienza di crisi e difficoltà. Le persone più brave nella storia sono le persone che hanno imparato da piccolo a soffrire e a crescere. Le persone che non hanno scritto niente nella storia è perché hanno avuto tutte le cose che desideravano quando erano piccoli. È Dio che ti dà la crisi. Ah, ma questa crisi in Italia, questa crisi in Europa, quando finirà? Non lo so. Grazie a Dio che abbiamo la crisi. E perché dobbiamo lamentarci? Stavo parlando adesso, prima di cominciare il culto, con una persona che eu penso che da 2 anni o 3 anni che non aveva lavoro, adesso sta lavorando. Ha sopravvissuto questi 2 anni. Chi è stato con lui? Chi è stato con lui? Chi è stato con lui? Dio. Chi ha creato quella difficoltà per lui?
Chi ha dato questo modello di vita a lui? Dio. Io spero che lui sia andato nel posto più profondo a cercare Dio e a crescere di vita spirituale. Scusate, adesso devo dire una cosa, ma è stato bello che mentre stavo parlando con lui, viene il figlio e porta la busta. Ah, che bello, della 10ª. Che bello. Riconoscenza, riconoscendo. Come è bello sapere che quando estou vivendo una crisi, c'è un Dio che è con me, che mi sostiene, che mi guarisce, che prende cura di me e che mi fortifica. Ma sono io che devo andare nei posti più profondi, a cercare un cibo molto più forte. E la Bibbia è molto chiara in Ebrei capitolo 5, quando dice così: basta di mangiare il latte, basta di essere bambini spirituali e cominciate a mangiare un cibo solido, e cominciare a insegnare, e cominciare a essere veramente una persona forte, fortificata in Dio. È la crisi che mi porta a questo, è la situazione difficile. Leggiamo 2 brani qua molto interessanti, 1 Pietro 5 e dopo 1 Pietro 1, 1 Pietro 5, 8 a 11. Tante volte usiamo in modo sbagliato questo testo, versetto numero 8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Versetto numero 9. Che cosa dice? Scappate. Resisteteli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamato alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, che cosa farà? Vi perfezionerà Ele stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente, a Lui sia la potenza nei secoli. Amém. Quando que o diabo vem para destruir-te? Quando estou vivendo um momento de crise, quando estou vivendo um momento de dificuldade, quando sembra que tudo contra de mim, e eu comincio a abrir e dar espaço ao diabo, em modo que lui possa entrar nella minha vida. Quando eu comincio a lamentar-me, quando eu comincio a inculpar ele alto per i miei problemi, e o diabo aproveita quel momento. Quando estou vivendo um momento de dificuldade e crise, é Dio che mi ha fatto questo. Perciò è Dio che mi fortifica, è Dio che mi fa una persona stabile, è Dio che crea in me una vita molto più salda. È quel momento che io devo stare più aggrappato a Dio e soprattutto un cuore grato a Dio. Questa settimana c'era un incontro con i nostri pastori, i nostri responsabili, e la persona che stava portando a parola ha detto una cosa molto bella, che lui stava dicendo sempre un antonimo. De bello è? De chiaro è? E un antonimo di cuore grato. È un cuore lamento. Qualsiasi lamentela è contro Dio. Avete capito? Qualsiasi lamentela è contro Dio. Non c'è nessuna lamentela contro una persona, è contro Dio. Perché quando io comincio a lamentarmi, io sto scappando della grazia di Dio, di un cuore grato a Dio. Perché se io ho consegnato la mia vita a Dio, significa che tutto quello che si sta succedendo nella mia vita è Dio. E Dio non permette qualcosa più grande che io non riesco a sopportare. Perciò quando io comincio a avere un cuore con i lamenti, io non riesco a vedere la grandezza e la gloria di Dio. Il contrario della grazia sono i lamenti. Quando io mi lamento, io non sono grato. Perciò che io devo imparare questo testo qua di 1 Pietro, che è Dio che mi dà questa sofferenza per un breve tempo, per fortificare la mia vita in modo che io sia una persona stabile. Come è bello quando ci sono dei conflitti. Quando è bello quando ci sono delle persecuzioni. È bello perché Dio è con me e io devo esultare. È il prossimo testo. 1 Pietro, capitolo 1, versetto 6 e 9. Perciò voi... È di qua già? Perciò voi lamentate anche se ora per breve tempo è necessario che siate
afflitti per da svariate prove, è così? Perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo la fine della fede e la salvezza delle anime. Quale deve essere il mio atteggiamento nelle svariate prove? Quale deve essere il mio atteggiamento quando esiste la crisi? Qual è? O testo è biblico, per favore, non è o pastore Caio. O testo è biblico. Esultate. È in quel momento che la radice va nel posto più profondo. È in quel momento che io divento una persona matura. È in quel momento che io sono una persona sicura. Quando ci sono le prove e le difficoltà. È bello quando Dio mi offre questo. E quando eu posso resistere. E quando eu posso esultare. Quando eu posso glorificare a Dio. È questo. Perciò noi possiamo sapere che ogni crisi è un'opportunità. Crisi non significa girare le spalle. Crisi è opportunità di crescere. Quando l'Italia sta vivendo una crisi, è un'opportunità di crescita. Quello che sono maturi crescono nel momento della crisi. Ho conosciuto tanti imprenditori in questo periodo che loro stanno crescendo. Perché hanno visto la crisi come opportunità. Io conosco tanti cristiani che quando stanno vivendo la crisi crescono. E crescono. Io conosco tanti cristiani che quando c'è la crisi abbandonano. E percono una grande esperienza con il Signore. Carissimi, noi dobbiamo offrire alle persone quello che le persone hanno bisogno di crescere. E tante volte è togliere le cose in modo che le persone possano andare nel posto più profondo, in modo che quella persona sia matura per affrontare il mondo del domani. La vita è così. Io vorrei dividere, questo è soltanto l'inizio del messaggio, ok? Adesso sì cominceremo a predicare. Dividere questo messaggio in 4 punti. Non preoccupatevi, è veloce. Primo punto è la crisi. Crisi e opportunità, e c'è un testo che noi conosciamo benissimo. Romani 8, 28, che cosa dice? Che cosa dice 8, 28? Può andare avanti. Che cosa dice? Or, sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quello che amano a Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. È una promessa. È un'affermazione. È una rivelazione di Dio. Sì o no? Tu sei grato per tutto. Tu sei grato per tutto. Sì o no? Tu sei grato per tutte le cose che operano per il mio bene. Ma tutte le cose cooperano per il mio bene. Sì, ma tutte le cose cooperano per il mio bene. Non c'è niente sotto il controllo di Dio. La Bibbia dice che anche i miei capelli quando cadono, Dio lo sa molto bene. Gigi, tutti quelli che tu già hai perso. Dio lo sa molto bene. Se Dio lo sa molto bene dei miei capelli, significa che Dio sa che tutte le cose che succedono è per il mio bene. O io comincio a prendere queste situazioni e maturo nella mia vita e approfondisco nella mia vita, o io sto perdendo una esperienza di maturità con Dio.
Perciò che il primo passo è la crisi che Dio ti dà. Quando io capisco che Dio è sovrano e agisce in favore di me, tutte le cose cooperano per il mio bene. Il mio Dio non sta agendo contro di me. Il mio Dio agisce in favore di me. Perciò che Dio è che mi dà le situazioni che per me ai miei occhi sono difficili e io devo imparare a assorbire quella situazione per la mia crescita, per la mia maturità, perché io sia una persona più salda e fortificata in Lui. Tutte le cose, perché Dio prende cura di me. Perciò che Dio mi ama e agisce in favore di me in ogni cosa senza sprecare nessun momento. O tu pensi che quella piccola cosa che è successo con te ieri, questa settimana, l'altro mese, oggi, questa mattina, Dio stava sprecando o momento? No, era una cosa che era una opportunità che tu possa crescere. Era un momento che Dio ti ha offerto. Se tu hai ringraziato, tu hai vissuto un'esperienza di crescita. Se tu hai fatto dei lamenti, tu hai perso un'esperienza di crescita. Dio è sovrano, è Dio che ti offre, perciò è Dio che ti offre la situazione difficile. Romani 5, 1-5, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. E la pazienza che cosa produce? Esperienza. E la esperienza che cosa produce? È così. Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che è stato dato. Ci gloriamo anche nelle afflizioni. La conversione che cos'è? È cambiare il mio modo di pensare, è cambiare la mia mentalità, uscire di questa mentalità del mondo e entrare nella mentalità di Cristo. È questa la conversione. E il mondo ci insegna che la crisi, le afflizioni, le difficoltà non fa bene. E il mondo ci insegna che io devo cercare sempre il conforto e le cose più belle. Dio ti insegna il contrario. E quando eu estou com questa mentalità di questo mondo, eu non riesco a essere grato nell'afflizione. E se eu non riesco a essere grato nell'afflizione, io non cresco in pazienza, io non cresco in esperienza e io non cresco in speranza, mio Dio. Se eu vorrei avere la speranza in Dio di qua, io devo avere il primo passo di qua, che è avere la gratitudine nell'afflizione. Gloriare, dare gloria a Dio nell'afflizione. Quando eu comincio a vivere questo primo passo, io arrivo di qua. Tante volte nós vogliamo arrivare di qua, essere già maturi in albero saldo, ma io non voglio soffrire le difficoltà. Non funziona. Non funziona. Quello che stiamo studiando qua, sapete che prima di una prova si deve studiare parecchio, e tanto. È in questo modo che funziona la vita. O tu già vuoi diventare un grande medico senza studiare? Tu vuoi diventare un grande, non lo so, l'altra professione senza studiare? Non funziona. Dolore, sacrificio, pagare prezzo per arrivare là. Dio mi insegna questo. Il mio grande modello è Cristo Gesù. Il mio grande modello è Cristo Gesù. E gli altri modelli sono gli altri personaggi della Bibbia. Mosè ha sofferto? Sì o no? Paulo, Pietro, Giosuè, Davide, Abraamo. Abbiamo visto una storia di sofferenza, ma una storia di fede perché sono stati perseveranti e sono arrivati là. Tu vuoi scrivere la tua storia in che modo? Una vita che viene, arriva, passa. E chi sei stato tu? Ma se tu, nel momento della perseveranza matura, scriverai qualcosa. Perciò il secondo passo è molto importante, è sopportare. Quando viene la crisi, io devo resistere. Quando viene il conflitto, io devo sopportare. Quando viene il problema, io devo sopportare.
E eu não posso abandonar mai. Suportar que coisa significa? Pode falar, tu sai falar italiano, benissimo. Sostenere, appoggio. Io continuo. Io sopporto questo. Io non mollo in questa storia. Tutti gli eroi hanno resistito e noi dobbiamo resistere. Tante volte eu sempre dico, como è bello ritornare a vedere tutti quelli cartoon, anche filmi degli grandi eroi, che loro hanno sofferto per 90 minuti e per un minuto hanno conquistato tutto. E sembra la nostra storia, no? Soffriamo per 89 anni, quando facciamo 90 anni, siamo vittoriosi, arriva la morte. E la vita sembra che è così. Dobbiamo sopportare. E se sopportiamo, arriviamo alla vittoria. E di qua entra un'altra caratteristica importante. È il camminare. La terza caratteristica. Perché mentre sto vivendo la crisi, io sto camminando. E è bello che Dio sempre mi dice, Caio, va a camminare. Perché la parola di Dio sempre dice che il cristiano deve continuare la sua strada. Non si ferma mai. Non si ferma mai. Perciò Dio mi guarisce e mi fa camminare. Dio lavora nella mia vita e mi fa camminare. Dio cambia il mio cuore e mi fa camminare. Dio mi fa vedere le cose e mi fa camminare. Dio mi dà le situazioni difficili e mi fa camminare. È questo che Dio fa con me. C'è la crisi, io sopporto e Dio sta dicendo, continua a camminare. E qua entra la quarta caratteristica, la perseveranza. E questa è la più bella. Quando la radice comincia a approfondirsi nella terra, troverai sicuramente delle grandi pietre. Che cosa fa la radice? Molla? Abbandona quel momento di maturità? Cerca un spazio e si approfondisce di più. È la perseveranza. Io non abbandono niente, solo il peccato, ma io non abbandono niente. Perché Dio mi ha chiamato a questa camminata e io devo essere perseverante. Eu não ho portato qua, c'è un disegno molto interessante, eu penso che tutti voi su Facebook adesso ci sono tutte le cose, no? Non si può portare più nessun disegno qua. Ah, già visto, ok, va bene. Ma c'è una persona che stava cercando diamanti e ha cominciato a scavare e è arrivato un momento che ha mollato. E dopo venne il secondo disegno che mancava una sola parte per arrivare a quella grande mina di diamanti, perché ha desistito nel momento più bello. Tante volte Dio ci offre delle grandi opportunità, ma ci dà delle situazioni difficili. E quando sto pronto a una grande conquista, che cosa faccio? Giro le spalle e perco una grande esperienza con Dio. Perseveranza è una caratteristica di quello che veramente vuole seguire Cristo Gesù. Perciò che la radice va in un posto più profondo e non desiste mai. Amém, chiesa? O senso di questa storia di essere radice è se io vorrei essere una persona salda, sicura e fortificata. E che nulla tolererà la mia pace e la mia sicurezza. E che può venire qualsiasi tempesta, io sarò salvo. Può venire qualsiasi difficoltà, io resterò un albero saldo, fortificato in Dio, perché le mie radici sono profonde. Basta di mangiare il latte, adesso ho bisogno di un cibo più solido. E avere bisogno di un cibo solido sono le difficoltà della vita che mi portano. E è Dio che mi offre questo. E mangiare il cibo più solido, io sarò una persona resistente. Perciò che il tronco, il legno più valioso è quello legno più resistente, ma che sono stati anni e anni e anni di formazione. Un albero che in 5-10 anni già ci sono 5 metri di altezza, il legno non ha nessun valore. Ma quello che cresce pian piano ha un valore. E Dio vuole questo con noi. Dipende dalla mia resistenza, dalla mia perseveranza, del mio amore. Ci approfondiamo? Preghiamo.
Quali sono le tue difficoltà? Quali sono i momenti che tu hai detto basta, per me basta? Quando è successo un momento nella tua vita che tu hai detto in questo modo io non camminerò? Quando è successo l'ultimo lamento? Questo è un momento che tu possa consegnare davanti a Dio tutto questo. Perché se tu vuoi crescere e essere maturo, è un momento di approfondire le radici. Avere base e strutture. E tu percepirai che quando tu passi per questo momento, questi stessi momenti verranno l'altra volta e tu farai soltanto un sorriso e tu dirai io sono forte perché ho percepito che queste cose sono molto piccole, perché le mie radici sono molto più profonde. È Dio la persona più interessata nella mia maturità, nella mia crescita. È Dio. È Dio che mi offre tutto questo, è Dio. Se Lui sa tutti i miei pensieri, è Lui che mi offre tutte le situazioni difficili, tutte. È Lui. E per il mio bene Dio è con me. E sta dicendo, Caio, cibo solido. Va più giù, nelle parti più profonde, a scoprire la ricchezza più profonda della sofferenza di Cristo. A mangiare un cibo molto più solido di quello che tu stai mangiando finora. Tante volte noi pensiamo che già siamo arrivati a un momento, a un gradino della vita e Dio dice, tu devi andare a un gradino molto più profondo. E io comincio a mangiare un cibo che io ancora non conoscevo. Nosso Padre, quante volte io ho fatto lamento? Quante volte mi sono lamentato contro di te? Quante volte, Padre? Quante volte ho sbagliato? Quante volte eu non sono riuscito a percepire che era la tua mano? Quante volte ho inculpato le persone per un'azione tua? Quante volte, Padre, ho scappato di un miracolo tuo? Quante volte, Padre? Tu non mi hai chiamato, Padre, a vivere una vita superficiale. Tu non mi hai chiamato, Padre, a vivere una vita leggera. Tu mi hai chiamato alle cose più profonde. E per arrivare alle cose più profonde la sofferenza fa parte. Continua, Padre, a insegnarmi. Continua a insegnare a tutte le persone qua. Continua, Padre, a educar-te. Em modo que eu possa sopravvivere davanti a qualsiasi tempesta. E essere quello legno forte. Grazie. Grazie perché la tua parola ti porta di un concetto completamente diverso da quello che ho imparato in questo mondo. È la mia metamorfosi, la mia conversione, è il mio cambiamento in Cristo Gesù.
Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Continua a darci, oh Padre, più difficoltà. Continua a offrirti, oh Padre, anche delle situazioni difficili. Continua, Padre, a offrirti delle difficoltà grandi, perché io voglio crescere e maturare in te. Nel nome di Gesù, amém, Senhor. Amém? Pouquíssimo hanno detto amém, que voglio crise. Amém, igreja? La storia del mondo è che noi dobbiamo allontanarsi delle situazioni difficili. La storia di Dio è che io devo resistere nelle situazioni difficili e vincere. E questa è la conversione. Amém? Possiamo stare in piedi? Offriamo in questo momento al nostro Dio un cantico che sarà in te o alla vita, ok? Mentre cantiamo, momento dell'offerta, momento della decima, momento della consacrazione. E tante volte noi non consacriamo a Dio le offerte, le decima, perché non abbiamo imparato che anche questo fa parte di una esperienza con Dio, di una grande conoscenza di speranza in Dio. È Dio che ci offre, è Dio che ci dà. E facciamo questo momento di raccolta delle offerte e le decime, alla gloria sua. Hey.